Allora, eccoci qua. Decreto salvabollette appena intervenuto per aiutare, sempre giocando però sul discorso delle accise, dell'IVA, insomma, perché sulla materia prima quella è e quelli sono i prezzi che fluttuano a seconda degli andamenti dei mercati, che poi esiste come una specie di borsa, tra l'altro, no, del valore delle energetiche. Siete soddisfatti di questo intervento o bisogna fare comunque di più e intervenire anche su altri? Si parlava fuori onda un po' il discorso dei carburanti, che anche lì bisogna ridire nuovamente, metterci mano, perché vabbè, i prezzi alla pompa sono qualcosa di mostruoso. Sì, Elena, allora dire soddisfatti è come sempre dire no, ti do il brodino caldo, cioè diminuiamo la forbice tra materia prima e accise tagliando un altro pochino le accise. Il problema è strutturale, per cui se la mattina, come è successo stamattina, Putin si è svegliato intraversato e ha detto non do più il gas alla Polonia e alla Romania. Subito il petrolio è salito a 112 euro da 98. Perché? Perché secondo me, come dicevamo fuori onda, no? Come dicevi anche tu, incominciamo strutturalmente a intervenire proprio su quelli che sono le materie prime. Dobbiamo intervenire a destrutturare quella che era la vecchia politica del compro la materia prima, faccio il super tubo, faccio questo, faccio quest'altro. Bisogna cominciare a pensare di avere un'autonomia non perché diversifico i venditori, cioè me ne prendo 10 e compro da 10, ma devo incominciare a pensare... Ma noi non ce l'abbiamo certe materie prime, Possiamo fare i miracoli, perché alcune sì, per carità, il gas sembra che qualcosa si possa tirare fuori, ma le altre... Quel qualcosa si può fare? Quel qualcosa si può fare? Abbiamo bocciato 2 anni fa, 3 anni fa, quel referendum sull'Adriatico, ti ricordi, no? Sì, Abbiamo bocciato, ma non è quello il discorso, è proprio come ci stiamo noi come paese, come sistema paese, orientando, no, nel consumo energetico. E io dico sempre che noi consumatori, come dice il signore che ha scritto prima, noi siamo come spremere da limoni. No, caro amico consumatore, sì, siamo da spremere come limoni, però possiamo cominciare a orientare le scelte. Ma infatti quello che dicevo prima, se il consumo, adesso vediamo un po' il messaggio, è vero quello che dice il Presidente, abbiamo preferito comprare anziché produrre. Lo vedi che i consumatori capiscono più di me e di te? Qual è la politica? Noi siamo passati da produrre a comprare o a trasformare. A comprare per trasformare. Ma se i servizi ad hoc sono gratuiti, come fa a mantenersi? Non è una critica, ma solo curiosità mia e credo di molti. Grazie. Perché, caro telespettatore, e ti ringrazio perché io mi vergogno tante volte, ma sia la mia associazione che le altre che ho menzionato fruiscono di contributi dal Ministero dello Sviluppo Economico che li passa alla Regione Veneto, che ci dà dei contributi per poter mantenere le sedi, le attività, i progetti eccetera. Ogni 2 anni ci fanno il Ministero con le multe, ricordate, no con i soldi dei contribuenti, con le multe che paga la compagnia telefonica di turno, e parlo di milionate di euro. A noi non ci danno milionate di euro, a noi ci danno i spiccioli, poi dopo loro sanno dove imbucare tutte le altre cose, le altre partite, ma a noi ci danno dei soldini, con quei soldini che noi dobbiamo rendicontare alla Corte dei Conti, che voi sapete in Italia cosa sia la burocrazia, la Corte dei Conti. A me una volta per 0,4 centesimi mi stavano tirando un altro poco in Agenzia delle Entrate, per cui lasciamo perdere, quindi è già un rischio prendere soldi dallo Stato. State attenti a prendere le sovvenzioni, bisogna stare molto attenti a saper rendicontare, se no siete feriti, se non morti. Allora dicevo, quindi questi sono i soldini, le multe e le autority vengono portate al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Veneto, che ci dà, in base, se tu hai 10 sedi, ti dice guarda, ti riconosco per l'affitto tot, per cose,
e ci danno questi contributi. Però, ma la maggior parte sono volontari, caro amico. Se vieni anche tu magari volontariamente a dedicarci 2, 3, 4 ore, io sono contento e tranquillo. Io faccio un altro mestiere, cioè faccio, ma infatti bisogna ricordarlo che come tante cose che funzionano qui ricevono qualche sovvenzione, qualche aiuto da parte dello Stato, ci mancherebbe, però la maggior parte sono tutti volontari che si prodigano. La maggior parte, guardi, le dico ad hoc, siamo una banda di sfigatoni volontari, ma siamo tenaci, stiamo sempre sul pezzo, lavoriamo e la nostra paga, e glielo dico chiaro, e io, chiunque venga qua e mi sfidi, la mia paga è che dovunque io vada e dovunque mi trovi e la gente che mi vede, a cui ho fatto una pratica o che cosa, che mi dicano grazie. Va bene? A me interessa questo, perché anche il senso civico, che dico che la mia generazione ha avuto un po' di più, no? Non per parlare male di quelli di oggi, ma il senso civico è proprio il senso di comunità e il senso di voler fare del bene anche a altre persone, senza prendere i milionati o prendere 5.000 euro al mese. Va bene così. La guerra ha riempito tutti gli spazi dell'informazione nazionale. Grazie per diversificare su argomenti più vicini a noi cittadini. Caro amico, dico amico perché siete tutte persone che poi dopo accendete la televisione e non stiamo a guardare tutti quei talk show, tutte quelle robe che parlano se quelli si sono posizionati un po' su, un po' giù, se il carro armato gli era rovesciato. Addirittura stamattina ho sentito che i russi avevano rovesciato apposta i carri armati per far vedere che non era a Baku. Ecco, parliamo della nostra vita di ogni giorno. Oggi il dibattito è armi, non armi, diamo le armi, non diamo le armi. Ma noi quali armi abbiamo da dare alle persone che stanno soffrendo da noi? Che strumenti li diamo a queste persone? La legge cosa hanno fatto? Il salvabollette? Il salvabollette? Ma avete visto qualche trasmissione televisiva un po' più seria, quella che si occupa dei problemi di ogni giorno dei cittadini? Ne ho vista una 3 giorni fa, dove un imprenditore ha mostrato la bolletta dell'anno prima, 3.800 euro, e lo dico anche di un vetraio di Murano, e adesso ne aveva 7.400. Non è il 4% di aumento, è il 300%. Questa è la verità. Il gas non è aumentato prima 48, poi 72. Andate a vedervi la bolletta, sono capitato pure io. Pagavo 380 euro, ho pagato l'anno scorso di gas a casa mia, stesso consumo con i metri cubi quasi uguali, 3 metri cubi in più, 570 euro. Ragazzi, questa è l'emergenza. Oggi la gente quando va a fare il pieno non lo fa più, fa 10 euro, 20 euro. E prende il tram, o se no va a piedi con l'autobus. Questa è la verità. Ma non è che sia una squalifica questa. Questo fa capire che la gente sta facendo già i sacrifici e non ammette di poterne fare altri in virtù di qualcuno, capito, che sta ben di suo e dice l'associazione dei consumatori. Cari signori, stiamo andando anche verso... oggi ho un webinar con Banca Intesa. Ne parleremo la prossima volta. Mi scuso se mi sono infervorato. Chiedo soltanto alla regia di mettere in onda in chiusura la seconda slide per far capire soltanto l'andamento dell'inflazione riferito alla città di Padova. Eccola qua, città campione, proprio per capire l'impennata, perché è una cosa impressionante, da marzo 2021 a marzo 2022, cioè un crescendo unico impossibile sia a Padova che a Italia. Quindi abbiamo la striscetta più scura che è città di Padova, che ha i prezzi più alti a livello media italiana rispetto all'Italia, per cui ho preso città campione. Quella lilla è quella dell'Italia, quella più chiara. Esatto, però quella rossa. Vedi che c'è proprio una continuità, no? Certo. No. Qualsiasi cosa succeda, c'è la guerra, c'è la pace, c'è questo. Non me ne frega niente nessuno. Ci rivedremo con Sergio Taurino, parleremo di altre questioni, altre tematiche. Ringraziamo di essere stato qui con noi, Grazie. Presidente ADOC Veneto. Ringrazio voi di aver partecipato numerosi con i vostri messaggi. Guardate il sito www.adocveneto.it, trovate tutte le informazioni, tutte le sedi per qualsiasi informazione. Grazie, buon proseguimento, ci vediamo domani. La puntata naturalmente la potete rivedere sul nostro sito internet.